appuntamento tipico autunnale per i trentini e non solo. Intanto attenzione, gara molto interessante, atlete molto capaci, vedete l'applauso del pubblico che va ad accogliere le atlete. Sì, il tifo ci vuole tutto per queste ragazze del 99 e del 2000. 289 va a vincere allora Alessia Padilla dell'US 5 Stelle. Quest'oggi il 5 Stelle davvero mette sul podio tanti atleti, ma l'applauso continua perché si meritano l'applauso tutte quante. 2000 metri non sono facili da gestire, soprattutto perché oggi il tracciato è abbastanza insidioso e dunque devono gestire anche l'equilibrio. Continua l'applauso per le cadette atlete dell'anno 2000, pensate, l'anno 2000, un anno importantissimo, il passaggio del nuovo secolo, ci sembrava una cosa spaziale quando abbiamo raggiunto il 2000, poi nel 2002 c'è stato anche il cambio lira-euro, 2002, quando è stato? Quando è stato? 2002? Quando il passaggio della lira all'euro, 2002 o 2001? L'applauso ancora per le cadette. No, era perché sono nate nel 2000, vedi, 2000 e 1999. Non c'erano gli euro, erano le lire, gli euri. Ma non sento l'applauso, gentile pubblico. Siamo qua per festeggiare questo pomeriggio di sport dedicato alla corsa. Stanno per concludere le cadette, poi le premieremo.